Questa è la terza. Anche qua si vede all'esterno l'ocra, incisioni, vedete? Che meraviglia! Lampada, scolo dell'acqua, canaletta, e qua, no vabbè, dipinta anche questa, con colori chiari e scuri, e dentro vedo addirittura un pilastro giù. Sono entrata, ecco qua, residui d'ocra, qua in rilievo, qua sotto abbiamo una specie di zoccolo, sempre d'ocra, e qua l'ingresso scolpito e colorato. Abbiamo anche dei colori più chiari. Vedete che cos'è dentro? Meraviglioso, c'è il pilastro con la protome e un altro vano. Vale la pena di entrare, è strettissimo, caspita, aiuto. Allora, qua hanno chiuso, non so per quale motivo. Qua sopra c'è un altro vano, vedete? Questo è un vano funerario. Qua ci sono delle incisioni. Residui dell'ocra. Qua c'è un pilastro. Mi sposto per farvelo vedere meglio. Eccolo qua. Non si vede anche senza lampada. Bellissimo, e vi faccio vedere la protome. Protome taurina sembra. Si vede meglio senza. Guardate. Che meraviglia. Si vede perfettamente. C'è bellissimo. Vediamo se da dietro c'è qualcos'altro. E c'è la testa. Sono un po' massiccia però. Eppure voglio dire, non è chiusa così alta. Sono bellissime. Guardate l'ingresso quanto è piccolo.